Dio sia lodato. Per fortuna, no? Un po' di libertà, un po' di rifrequentazione. Sono un po' più libertà, dai, dopo in realtà speriamo duri e che migliori, insomma, quello è, non c'è tanto che non torniamo indietro, ecco, questo è l'importante. Che abbiamo voglia un po' di uscire di casa, rispettando sempre le regole, le norme, però almeno salutare e vivere la gente. E per lei? Manca tantissimo il contatto umano e sinceramente stiamo un po' tutti sclerando, cioè non siamo delinquenti, le norme si rispettano, però bisogna un po' vivere, devono lasciarci vivere. Posso finalmente andare a trovare i miei genitori senza pensieri, diciamo. Sono contenta ovviamente. E niente, speriamo adesso nel bene di riuscire ad aprire qualche attività e le riaperture piano piano e speriamo nel bene, ecco, e arrivino i vaccini e vedere un po' di luce in questo percorso che dobbiamo fare. Bene, direi. Forse bianca sarebbe meglio ancora. Ha qualche timore? No, direi di no. Speriamo che non ci siano assembramenti, che la gente capisca un po' meglio come vanno le cose. Speriamo, dai, dovrebbe essere un nuovo inizio, speriamo che duri. Qualche timore del giallo troppo presto, troppo tardi? Cerchiamo di essere ottimisti, dai. Era ora penso, no? Minimo, oddio. Dopo speriamo che non partiamo, andiamo tutti, ovviamente mi metto anch'io, che andiamo tutti fuori, cenette, per tenere un attimino, dai. Speriamo vada bene. Dai, dobbiamo essere fiduciosi, se no non si vive più. Finalmente posso andare a trovare i nipotini. Ah, è quello che a lei stava a cuore. Molto.